tuo socio, sì. Si vede più tardi, va bene. Questo c'è da comprare perché l'autore deve mettere anche la firma. Quanto ti vendi? Io vendo e piango, questo è come asciuga, 5 euro. Io vendo e piango, è come asciuga, Dedica. Io dedico. Sì, sì. Sì, dopo comunque la presentazione. No, poi qua, vedete cos'è il testo. Perfetto. Dopo il corteo torniamo qua e segui il discorso del padre. Sì, tra l'altro facciamo a mano di lato intervento come. Bravi, onesto. Siamo parte tutti dello stesso popolo. Questa manifestazione permette anche le manifestazioni di altri paesi come Brasile? Sì, praticamente queste manifestazioni qua le crea un legame tra tutti i veneti che sono sparsi nel mondo, perché i veneti si trovano anche in Australia, in Belgio. Fa vedere il lavoro del dentista? Guarda che cos'è il bastardo di Luca che ti boicottare. Sì? Aspetta che adesso. Sofia. 049. È un altro guardare. Venezia è una città magica, è una città che non si regge tanto sul marmo o sul cemento quanto sulla buona volontà di chi che amministra e di chi che appopola. Purtroppo Venezia non ha praticamente più una popolazione. Ufficialmente saressimo intorno ai 60.000, ma questo è un dato falso. In realtà veri residenti nel centro storico pare siamo meno di 10.000 e per la stragrande maggior parte questi 10.000 sono pesantemente coinvolti nel sbranamento della città stessa.